C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io. La tomba che vedete alle mie spalle, collocata nel cimitero Vantiniano di Brescia, è quella di Don Giovanni Battista Bossini, a cui dedichiamo questa prima parte della nostra puntata. Nato a Lumezzane San Sebastiano nel 1734, uscì prete del seminario nel marzo del 1758. Lasciato il paese natale, si portò sui Ronchi e poi nella chiesa di San Giorgio in città. Soppressa tale parrocchia, si trasferì in San Faustino, distinguendosi in opere di carità verso tutte le categorie di cittadini. Colpito da improvviso malore, morì a Brescia il 27 luglio del 1810. Ai suoi funerali una folla immensa lo celebrò a livello popolare come beato, tanto che fu ricordato con l'appellativo di Beacchiuradì. Il suo feretro restò fino al 1890 sotto una tettoia a meta di pellegrinaggi, colma di ex voto per i miracoli attribuitegli. L'architetto Vantini gli progettò il monumento funebre piramidale nel cimitero cittadino, abbellito da una statua del Celeroni e da un dipinto di Hayez, ora in pinacoteca. Che significa i latira con den furminti cotte? Vediamo che ne sanno i nostri amici. Siamo tornati dal Lupo Antico in via Albertano da Brescia a Brescia e abbiamo carpito questa bella e giovane signora bionda che mi sta sfuggendo. Venga qua, signora. Come si chiama? Vittoria. Vittoria, che ci fa qua da Lupo Antico? Allora, non abito qua da molto e ho sentito per passaparola che lavoravano molto bene in questo negozio qua. I miei parenti hanno fatto dei lavori e quindi sono venuta a farmi fare un preventivo. Bisogna anche lei di serramenti per la casa? Sì, di serramenti per la casa sì, vorrei cambiarli, vorrei cambiare un po', modernizzare. Vabbè, ha trovato la soluzione giusta, sicuramente sarà contenta qui che sono bravi e professionali. Lei è di Brescia, signora? No, sono originaria del Mantovano e vivo da Brescia da un po' di anni. Vabbè. I latira con den furminticot. Sì, l'ha letta bene. Che cosa ha capito di questo modo di dire? La tirano con un Il furminti. un tipo di pasta? Sì, è un tipo di pasta il furminti. Un filo di pasta, mi viene da pensare a uno spaghetto. Sì, è proprio quello, i furminti, gli spaghetti sottili, lunghi. Quindi quella persona la tira con den furminti cotta a dire che insomma Viene tirata con niente praticamente. ci vuole niente Poco. poco per convincere su qualcosa. E a proposito di furminti e di piatti bresciani, c'è qualche piatto tipico, una ricetta tipica mantovana? Allora, mi vengono in mente più che altro i dolci, ok, la sbrisolona che penso che conoscete anche voi, l'Elvezia che è un'altra torta, l'anello dei Gonzaga che è tipico di Castiglione delle Stiviere e non so se si pronuncia giusto così, è l'Arpist che è il lardo di maiale trito con prezzemolo e con o senza aglio. Allora assessora alla gastronomia. Scusi, e i tortelli di zucca. Assessora alla gastronomia nella provincia di Mantova, e dalla provincia di Mantova andiamo a Napoli in città. Prova. I latira con den furminti cot. Ma la pronuncia è buona, sembri davvero quasi bresciano, insomma, ecco. Zona magari Castagnato, così, via, dai. Cosa ho appena detto? Che cosa hai appena detto? Tu non sai quello che leggi. La tira con i furminti cot. Sai cos'è il furminti? È un tipo di pasta, lo spaghetto. Ok, quindi cosa fa? Li condisce, li finisce li tira con? Lo tira, quella persona viene tirata Con un... il furminti è questo non lo puoi sapere, lo spaghetto. Lo spaghetto da noi. lo spaghetto cotto. Sì, come a dire di una persona. Insomma che... La compri con poco. No? Ah. Capito? Cioè, sei una persona facilmente influenzabile. Così. No, lui no, lui è quadrato, no, per niente. Sì. Tutto d'un pezzo. Tutto d'un pezzo, rigorosamente. Va bene. Ragazzi, grazie, in bocca al lupo per tutte le cose belle. Grazie. Cunicular.